Nell'episodio precedente voglio lanciare un bel messaggio. Durante questi giorni in cui la regione Veneto è zona arancione e non ci si può muovere dal proprio comune, ho pensato di fare una bella cosa. Voglio far pulizia della spazzatura che, come vedete, c'è in giro. Pacchetti di sigarette, sì, erano bellissime le livree in MotoGP, in Formula 1. Eccoli qua, i primi cocci di vetro. Ho visto questa iniziativa che è partita dalla Svezia e prende il nome di plugging. Ciao, facciamo il video. Devo guardare per vederlo. Per montarlo. Sì, sì. Dato che esiste il plugging, che ha anche radunato in India 4.000 partecipanti, nel Salento esiste il Connect Worst Walk. Io lo chiamerei, ragazzi, un altro pacchetto. Guardate la fine che si fa, guardate. Ok, ed è la marca dove corse per l'ultima volta Ayrton Senna. Ok, dato che il mio canale parla di motorsport, questo accenno qui: non fumate, ci sono altre dipendenze, i capivo. Qua sembra tutto a posto, meglio che attraversi. Io la chiamerei la tipo polo, ok? Questa partita a cavallo. Porca miseria, guardate i vetri che ci sono. La chiamerei, anzi, scrivete nei commenti come chiamereste questa specie di attività in bicicletta per pulire le strade del vostro paese, dato che bisogna rimanere all'interno del proprio comune, ok? Fate questa iniziativa. Dovrei anzi muovermi a montare il video se voi volete vedere questo messaggio, giusto? Ho idea di sì. Caramelle, una volta finite loro, gli alberi ci danno ossigeno e noi cosa gli diamo in cambio? Carta da buttare, ma birra. Proseguiamo. Altro pacchetto di sigarette. Guardate, dall'altro lato della strada è un disastro. Fare blogging dà un senso di gratificazione personale. Oltre ai benefici dell'attività fisica, bisogna aggiungere anche la soddisfazione di aver contribuito a mantenere sano e pulito il proprio territorio, riducendo la propria impronta ecologica. Oh ragazzi, è quasi pieno il sacco, è quasi pieno. Mezz'ora, non di più, sacco pieno, impressionante, cioè non ho neanche parole. 15:04, 40 minuti, non di più, ed è tutta sta roba qua. Sulla Terra un mozzicone di sigaretta senza filtro impiega dai 6 ai 12 mesi per dissolversi, perché è composto di sola cellulosa e fibre vegetali di tabacco. In mare invece un mozzicone di sigaretta impiega da 1-5 anni a degradarsi in mare. Il mozzicone di sigaretta sempre è il rifiuto più diffuso sulle spiagge italiane. Si stima che vengano dispersi ogni giorno circa 10 miliardi. Una busta della spesa, infine, impiega 20 anni, una cannuccia impiega 200 anni e una bottiglia di plastica impiega ben 450 anni per dissolversi. Ragazzi, come vedete, ho appena lo spazio per tirare il laccio e chiudere tutto. Un sacco pieno e devo finire ancora il lato di via Buffa. Pensavo di finirlo, ma non penso. Un sacco pieno. Non dico niente, a buon intenditore poche parole. Ok ragazzi, mi sono fermato a cambiare la batteria della GoPro. Adesso cerco di finire il lato destro di via Buffa per andare verso Pieve di Sacco. Mi rimetto i guanti e il sacco è quasi pieno. Dovrei finire di riempirlo, dovrei arrivare all'orlo e dopo vediamo di fare un secondo sacco. E per oggi poi penso di aver fatto abbastanza nel mio piccolo. Dai che andiamo, mi raccomando. Quindi di nuovo zaino in spalla. Mi raccomando, se il video finora ti è piaciuto, qui sotto c'è un pulsantino, metti un bel mi piace, iscriviti al mio canale, è gratuito in questo 2021 dove la pandemia speriamo possa farci riflettere sul bene delle cose, che è l'essenziale, è invisibile agli occhi. Non basta niente, cliccare tac, iscriviti, piccolo gesto che per me vale molto. Ok, dai che andiamo. Se sei nuovo nel mio canale, dai che andiamo, parola d'ordine, password, il passepartout del mondo, ricordate. Yes. Lo sapevi che servono ben 24 alberi per fare una tonnellata di risme di carta per ufficio? Lo sapevi che ci vogliono 3 mesi per smaltire un fazzoletto di carta? E lo sapevi che il polistirolo ha una vita più lunga? Per un suo completo smaltimento potrebbero occorrere ben 80 anni. Come vedete, via Buffa, lato destro, andando verso Piove, porto a casa il sacco, anche perché ho visto alcuni tagli, vedete?
e forse mettendo della plastica dura col freddo si è ghiacciata, avrà tagliato il sacco. Non vorrei si allargasse il taglio. Comunque ragazzi, cioè, della gente mi ha ringraziato per quello che faccio durante il tragitto. Non vi ho filmato tutto, altrimenti mi ci vorrebbe un pacco di batterie per filmare tutto. Però c'è la gente che mi dice: ma fai il video solo per avere il beneficio del tornaconto del video? E io ho detto: ma se non lanci un messaggio positivo nei social e guardate solo trash, e quindi viene usato il social come mezzo in modo negativo, forse dovete guardare il lato positivo dei social, quindi salvare il pianeta, cercare di pulire il proprio comune, il proprio paese, la propria regione, cercare di fare del bene, come educare un cane. Quindi posso pensare alle cose belle usate nei social, la didattica a distanza o delle ricerche o dei documentari appunto, ma cioè, non mi torna indietro niente. Voglio solo lanciare un messaggio positivo, perché adesso con la zona arancione magari ognuno, se sta a cuore il proprio pianeta o magari c'è del patriottismo, quindi la propria regione, la propria nazione, il proprio comune, può pulire come ho fatto io. E tra l'altro mi dicono: ma sei da un comune, quindi da Pieve di Sacco? No, sono di Campagnola, non si può uscire dal proprio comune. Ah, ok, hanno accelerato il passo. E dov'è che sono andati? Li ho visti allontanarsi di qua, strada dritta, lì è piove, io non posso andare a Piove di Sacco e quindi devo ritornare indietro verso Campagnola. Tra l'altro avete visto dove sono partito, ho iniziato da lì e quindi devo ritornare di là, quindi non posso mentirvi che questa cosa è frutto di vari giri per le vie del mio paese. No, è solo il lato destro di via Buffa, avete visto, e un pezzettino della palestra di Campagnola. Quindi ritorniamo indietro. Adesso sicuramente porterò il sacco a casa. E a Yeye cosa fa? È un labrador, annusa e scava, e spero che non mi distrugga tutto il sacco. Allora ragazzi, sono le 15 come vedete e 56. Un sacco l'abbiamo preso, adesso via dell'altro lato e si lavora. Ehi, no, vai là, seduto, bravo. Ciao amici. Prendiamo un secondo sacchetto e iniziamo proprio da dove lui ha già combinato dei malanni. Infatti guardate sul giardino, colui che ha commesso il fatto, il reato, eccolo lì, plastica, eccolo qui. Vuoi dichiarare qualcosa? Non mi interessa, no? Niente, silenzio, ha senso, va bene. Iniziamo già da raccogliere queste cose. Queste no. Quanto è grande sto sacchetto? Sì, vabbè, ragazzi, ma questo è più grande di quello di prima, tanto più grande. Ragazzi, come vedete sono le 16:11. Tempo di fare, così leggete il labiale, tempo di fare una sosta box. So box. E prendere anche un'altra batteria di ricambio. Si è pronti, sacco e via. Quindi prima ho fatto quel lato lì e dopo ho incrociato al curvone e adesso iniziamo da qui. Solo che ho un po' paura perché l'altro giorno, adesso vi metto la foto, ho trovato delle nutrie ed erano 4 ed erano anche belle cattivelle. Una mi ha guardato fisso, aveva non delle belle intenzioni, e quindi spero di non ritrovarle anche oggi. Comunque guardate, il sacco è quasi più grande, il doppio rispetto a quello di prima, e dai, dobbiamo darci dentro. Lo sapevi che solo l'1,5% del petrolio consumato in tutto il mondo è utilizzato per produrre imballaggi di plastica? La maggior parte del petrolio viene consumato per i trasporti e utilizzato soltanto una sola volta. Utilizzandolo per produrre plastica può essere riciclato. Se prendessimo un unico tracciato di 4 km e lo facessimo percorrere nell'ora di punta a piedi, in bici, sui mezzi pubblici e infine in auto, scopriremo che il ciclista è l'utente del traffico che respira meno smog di tutti, poco più della metà di quanto inalato da chi circola chiuso in un abitacolo. Fonte: Università di Leeds. E poi tra l'altro ho appena raccolto un tappo di una bottiglia, ragazzi, guardo di qua perché vi ripeto c'erano 4 nutrie proprio su questo posto e non vorrei che mi attaccassero. Devo essere sempre pronto a difendermi, insomma. E non ve l'ho neanche detto, ma faccio anche la raccolta dei tappi di plastica per beneficenza. Da quello che ho capito serve per la costruzione dei pozzi per i bambini nell'Africa, quindi se possiamo aiutarli e ne hanno bisogno nella loro nazione, nel loro continente, ben venga. Comunque ragazzi, mi sento un po' Bear Grylls, guardate cosa sta spuntando da lì, guardate, eccola. Avete visto?
che baffi, non ho quasi coraggio a continuare questa cosa. Quindi ragazzi, mi mantengo da questo lato dell'argine dello scolo. Prima, se vi ricordate, ero di là, adesso di qua, e poi lì all'incrocio al curvone mi scambio, vado sul lato sinistro. E avevo tra l'altro perso qui forse il sacchettino portafeci e il via. Speriamo magari riesco a ritrovarlo, anche se già più volte sono passato di qua e non l'ho trovato, ma incrociamo le dita. Cesare Remonini intendo. Una Winston blu l'ho fumata. C'è una Winston blu, l'ho fumata. Io dico una Winston blu non l'ho gettata. Mi raccomando ragazzi, non gettata. Chi di voi fuma, io non fumo. Chi di voi fuma, portatevi la vostra miseria a casa o negli appositi raccoglitori. Grazie a nome del pianeta Terra.